non è un suicidio, è un omicidio questo. Suicidio è chi procura a sé la morte. Io non me la sono proprio perché ho vissuto sempre una vita serena. A questo qualcun altro mi ha portato. Franco abita a Rossano Veneto nell'Alto Vicentino, ha perso lavoro, salute e 130.000 euro che aveva investito nella sua banca, la Banca Popolare di Vicenza. A me mi hanno portato via tutto, lavoro, dignità, famiglia, salute, tutto. Ed è normale, tranquillo, cioè, si va avanti, cioè, nessuno paga. Giustamente i dipendenti si scusano dicendo ma noi non sapevamo, noi obbedivamo a ordini. Sì, anche i nazisti obbedivano agli ordini. Franco era membro della polizia giudiziaria di Mani Pulite, carabiniere pluridecorato. Alla notizia del crack della banca ha avuto un infarto, è andato in depressione, è stato sospeso dal servizio, gli è stata tolta la pistola perché potenzialmente pericoloso e quindi licenziato a gennaio scorso. La filiale della sua banca lo ha denunciato per presunte minacce di morte. E loro escludono qualsiasi tipo di responsabilità, però d'altra parte poi dicono guardi, così sarebbe difficile gestire una banca con una serie di cause. Io se avessi una causa non avrei paura, perché se non ho fatto del male sono sicuro che la giustizia mi darebbe ragione. A me interessa che da parte del governo ci sia questa commissione d'inchiesta parlamentare immediatamente, ci sia la possibilità di dare una speranza a queste persone. C'è chi invece crede che l'intervento dello Stato con il salvabanche, 5 miliardi di euro, possa dare fiato alle due banche venete e quindi anche ai risparmiatori. Prova ne sarebbero il collocamento di 1,5 miliardi di bond della Popolare di Vicenza e 3,5 miliardi di euro per Veneto Banca. Con questi soldi, diciamo, le operazioni di aumento di capitale saranno appunto facilitate. Il fatto appunto che queste due banche avranno appunto maggiori liquidità, saranno appunto in qualche modo garantite dallo Stato, faciliterà appunto i conseguenti esborsi. Se entrerà lo Stato nel patrimonio della banca, come è successo già con MPS, praticamente convertiranno le azioni subordinate in azioni, sicché ci ridaranno un'altra bella manciata di letame.